Anche ad Agrigento si è svolto oggi lo sciopero nazionale del personale ATA. La protesta riguarda la mancata pubblicazione del decreto che avrebbe dovuto avviare il concorso Stop appalti di pulizia nelle scuole e secondo quanto previsto dalla legge di bilancio del 2019. I rappresentanti sindacali dell'USB sono stati ricevuti stamani dal prefetto di Agrigento, che si è anche impegnato a sensibilizzare il Ministero dell'Istruzione e del Lavoro a una soluzione fattiva della vertenza. Stamattina siamo qui con un sit-in. Poco fa siamo stati ricevuti dal prefetto, dal dottore Caputo, al quale i lavoratori hanno esternato le loro preoccupazioni circa il ritardo con cui il decreto che li utilizzerebbe presso le scuole ancora non è uscito. Il prefetto ci ha rassicurato che si interesserà e quindi scriverà al Ministero della Pubblica Istruzione e al Ministero del Lavoro. Noi lo ringraziamo, è una persona molto sensibile e lo ringraziamo, come dicevo, e speriamo che questo decreto esca nel più breve tempo possibile e per far sì che smettano finalmente, che finisca finalmente lo sfruttamento dei lavoratori che è durato da oltre 20 anni. Noi siamo venuti oggi qui non dico a manifestare, ma a informare il prefetto che per la nostra internalizzazione manca solo un tassello, l'uscita del decreto attuativo, che purtroppo non è potuto uscire a causa della crisi di governo. Però adesso vediamo che si è creato un nuovo governo e siamo speranzosi di poter entro fine mese di poter avere questo decreto attuativo che prevede tutte le normative per espletare il concorso, perché nella pubblica amministrazione noi dobbiamo sostenere un concorso e quindi siamo fiduciosi che questo accada anche entro fine mese, perché abbiamo dei ministri che hanno tanta voglia di lavorare per il precariato, perché noi è da 20 anni che ci consideriamo precari e lavoriamo. Quante persone siete interessati a questa problematica? A livello nazionale noi siamo circa 12.000 e passa e quindi nella nostra provincia non voglio dire un numero azzardato, ma saremo 1100, sì, il numero preciso non lo ricordo. Comunque la cosa positiva è che il prefetto scriverà una nota al Ministero e quindi noi siamo contenti per questo e speriamo che tutto vada per come desideriamo. Grazie.